Sa musica s'accircada e accompagna da un montone di momenti importanti in meda de sa vita nostra. Difficile a si pensare a una di che ne ascolta una canzone, ma poita volevo ascoltare sa musica e poita gente meda deni de ha bisogno de da fai, de da sonai. Cali esti sa funzione de sa musica? Forse si s'aggiuda da s'asseliai, ma s'aggiuda da attuai pure. A sbortas si porta da atteso con sammenti, poi si sbelliai e bortas medas si porta da si confrontai con nosus e tutto, con i sentitus. Sa musica esti arti e chi vai di musica po bivi, teni di s'ammira de circai sa bellezza, de comunicare un significato, de arregalai emozioni che attobinti s'anima de chi ne ascolta. Poita custu esti su chi circau giocando all'uso sa musica. Funti gustas emozioni che sa musica sa regalata a firmare is momentus de sa vida e a creare a ricordo chi non eusa scaresci mai. Beni beniuso, deuso Alessandro Bani e custu esti Bisus. Bene, oggi eusa precontare un artista che ha cominciato a fare s'arti sua in su 1990. Est un rapper e est considerato uno dei spunterisi del suo pop italiano e sardo. E po gusto, data a remonao Frankie High Energy Buru in suo libro cosa sua intitolato Faccio la mia cosa. Con Sarrazza, sa primo band a fare rap in sardo e a fare un disco in sardo, ha arrivato 5 album e, come ti narra di uno sciaccumanno de singolus. E in suo primo degusto hanno tipicato parti DJ Graff e Casino Royale. In suo 93, sempre con Sarrazza, ha aperto a suo concerto della band Beastie Boys. E a Pustisi, in parisi con Micio P, parti di suo progetto Malus Cantores, che tu porta a pubblicare 2 album apprezzati su meta e a avere concertos de Sud Sound System, Caparezza e J-Ax. Esti oggi con nosos abisus sul rapper Alessandro Zanna con un suo argomenti Chilo Sarrazza. Bene, benio. Grazie a tutti. Fatto Subino. Subino, certi. Tanti danno Subino. A me Certo. no, questa è una matta. No, è bio. Alessà. Spunto. Spunto. Questa è gruppa del spicciocco che ci fonti in noi, che antipica Subino un malo. Alessà, anzi, Chilo. Dopo una occasione sono un rapper, ma tu sei un MC. No, e te un MC, si donara, sa che... non pago complicare sta cosa, allora, c'è su rapper e se MC punti sa proprio cosa, sa mattessi cosa. Narauso che MC in americano si narra Master of Ceremonies. Master of Ceremonies, I don't know. Si può riusare, si può imparare in inglese. Su maestro dessa vesta. Su maestro dessa vesta. Con su chi pica su microfono in mano, all'irgara sa gente, vueda, e vai di sul rap, sa rappata, no? Non sa reppentina, sa rappata. Che è un'altra cosa. Però da simbillare, E sul rapper sa mattessi cosa, MC, sul rapper, devo mi intendo MC. Mi piace di questa cosa, è per uso in sa cultura del hip hop, MC. Poi tu fai pure su chi si narra da freestyle. Quando a cuccare in sta conca quando c'è Subino quando c'è Subino tu fadevo una cosa che su freestyle è improvvisata, no? Mo ci punti tutto questa gara, questa no, picciocco su che battaglia, devo su freestyle è su stili liberi, una rausa come si può rinare, tu faccio quando mi intendo questa cosa intro, non mi piace di fare questa, no? Ci deve essere questa necessità, certo. Sa bisogno di negare una cosa.
Poiché tu in meta borta Samasinao, ci olidi qualcuna cosa che te può comunicare, un messaggio. Beh, certo, su messaggio è questa cosa principale del hip hop, del sul rap, no? Grandmaster Flash, che è un artista americano sempre, questa cultura arriva da, no? New York. America, afroamericano, che hanno fatto questa cultura manna del hip hop, è un disco proprio di importo meda, è Grandmaster Flash, del message, su messaggio, che non c'è questa cosa del su messaggio, non è hip hop, non è hip hop, non è hip hop. Hip hop che voi su ordinai brinchidu, hip hop, no, brinchidu all'irgu, a cosa Brinchidu dici? all'irgu. Non si Questa non da comprende di scemo, aita Non di sa su vuedu hip hop, no? Ma esti aici, hip hop è una cultura manna. C'è chi ni baddada, chi ni va di break dance, chi ni vinta da chi va di graffitus, o murales, ma graffitus è meglio. E poi c'è su DJ, che è una figura di importo meda, e sul rapper, che è queste espressioni proprio musicali sul rap della cultura hip hop. Quindi una cosa che hip hop è un grande baullo, non de motus, de biusu, è un movimento artistico-culturale. E tu sei il rapper. De gusto 4 su sei su. Ha fatto tutto, ha pintato e sono scarso. Sa breakdance? Sa breakdance, ha pungizzato con sa breakdance, battendo in Sarruga con su radioni. In su 1980-82 su... Dei gusti su chi porta sta in noi a Eia, Coddu. con su radioni, no? Cioè si ammarra su marroni e su radioni. E questo è una cosa bellissima. Olemmo questo radione e babbo mio, no, non ti tu comporti. Dunque devi ciò che andiamo su di noi, poi... E due volte ancora, ad uomo. Originali. Originali. Mai bendi o subito non la va mai. Ascolta, questa passione nasce da me danzando su. Un po' sul rap, io stavi ciocchetto. Certo, ma è arrivare a... Questa è una pregunta che si fa, di no, come si inghizzava? Una cosa che arriva a Icci, cioè... Devo ascoltare mera sa radio, donante a qualunque programma, qualunque cosa, no? Trasmissioni. Poi punta arrivare in sa televisione, punta arrivare sui film, narausu, dell'America, Wild Style, Beat Street, tutta questa cosa, no? Ciò che ha pubblicato questa cosa, togu, Poi ci pianta questo su Iglesias, poi zeo cresciu in Iglesias, prosumano su da me, che punti questo su pianti proprio inghizzao sa breakdance. E dunque ha detto dai, provavo, si può insaia proprio brutto, su cartoni, no? Proprio aici, no? E dunque questa cosa mi ha rivolgorau, poi spicciocco su in Sarruga, no, non è che non sono nuda, né chitarra né cosa, sa? E dunque hip hop via da una cosa che si prestata, no? Cioè che si faceva proprio in saia, appunto, come su singolo che si fatto. E questa passione, questa curiosità che ti nasce quando vi stavi giocando, quando è che si decide che poteva essere un traballo e tutto? È bella pregunta questa pure. Questa è Samira del suo programma, Certo, è Bisus. Allora, questa cosa è questa, dove mi piccioccheddo, è inghizzavo in una cantina, no? Noi siamo su bunker, poi via da proprio la cantina, in Parisi a Massimiliano De Ida, che è stetto questo che con me ha fatto questa razza. Quindi io sono inghiazzato in questo bunker a fare questa cosa del hip hop, no? Inghiazzando a ascoltare i dischi, magari piegavo sul disco del Public Enemy e vado sul rap in inglese, ma in inglese di questo proprio... De Iglesias. In inglese di Iglesias proprio. Poi ho fatto questa
questa cassettina, no? Ci pianta sciteddas, no? Cassette proprio analogico. Come ti Analogico pianta verdio e ho fatto questa cosa. E un giorno ho fatto questa serata in un locale in Iglesias, di un amico. Ho detto, dai, venite, sarrazza, bello, venite a suonare. E si è donato, non sono preguntato su nulla, cioè, devi si fare questa gavetta, ok? E si è donato con alcuna cosa. Sappunao, ma in questa cosa si può pure fare per traballo. E vedi che qualcuno di nei cedo, capito, nella sta... Beh, no, intanto traballavo tutto il giorno ascoltando musica, facendo, scrivendo e tutto, andando a suonare, si dona pure qualcuna cosa. Poi di adesso che sta musica è un traballo, in sa. Poi io sono ingizzato, a pago a pago, a fare tutto. Ti sei proprio spantato che si visto su di noi. Su di noi, pianta, no, questa cositedda, no? Però per un birricedda e un pago di dinai, però ci pianta i locali si chiudono a dinai ancora. Noi non pago del manco. E in domo tua, sta famiglia, ti hanno pensata? Di questa decisione, deve essere un rap? No, Deus a breve niente, ha iniziato all'Università di Scienze Politiche non l'ha per acabare. Indirizzi internazionali, lingua arabo. Non pago arabo a Simbiesa, Oh, devo Algeria, certo, certo. Portato su questa cosa mediterranea, no? Fenicia, no? Sarda, Fenici. La stavo da una parte. No, ma in questa famiglia mia, io sono nasciuto di Sterrau, poiché babbo mio e mamma mia sarduso del Flumini Maggiore, ci tengo, Flumini Maggiore è domo mia. Io sono venuto di Sterrau, io sono nasciuto in Guisi, pare sorri mia, la sua prima sorte. Poi sono tornato in Sardegna a 8 anni, e dunque sono cresciuto. Naraudo, no? Ma su sardo non è che in questa famiglia mia si può dare a cimeda. In Iglesias pure su sardo non è che, no? È una città comunque importante. Iglesias è una città già una cittadina a man. E dunque su sardo si impara, si studia. Da si imparava a pusti, sì, lui. Certo, un vago poi si è stato de bida in bida bisogna casino sta conca poeta mezzo cagliarità, mezzo bidesori, mezzo sedoresu, certo. Mezzo iglesienti. Una mestura. Una mestura, ha provato su stile. Però questa mestura sono molto belle, a me mi piace, certo, poi questa lingua deve essere anche via, non deve essere qualcosa morta, deve essere qualcosa via. E dunque se no in famiglia, questa cosa, te si fa artista. A questa maniera non ti sì, poi ha fatto studio su grafica, design, altre cose, dopo accabato a traballare pure, ha fatto mezzo traballo, poi in sogno in Sarda, ha traballato un poco in Sardegna e poi però questa musica è una cosa che non mangia niente, è una cosa no? Che ti pigra, ti lascia, ti andasa no? A basso, a su, e a Icci, da te pensi che a Icci, e mi piace. E noi si commenti altro su traballo, su poi no. Traballasa con sarti, sa conca e sti sempre in gunisi. Non c'è stato un momento onde staccasa? No. Ci punti, c'è questa cosa che poi sul rap, no? Non è che tu andi, sai, mo faccio questa cosa, non deve essere una cosa meccanica, no? È un sentito, no? Quindi per me va in musica è questo, cioè ti dà dei intendi, poi può ricapitare pure che mezzi si che non si scrive nulla, però mancai vai i progetti, su altre cose pure, di musica, cioè devono fare scetti il rap. Sa con che è sempre in movimento. Questo aggiura la bivi, no? Aggiura la bivi. Se sei un zombie, no? Spicciocco su dove ti comprendi, sarti e custo. Ascolta, Chilo, ita ha di significato tu a fare nascere Sarrazza, una band importante per la Sardegna, in Isannus onde si vede spragendo tutto sul mondo sul certo. rap.
Questa razza nasce in inglese, su primo disco 1991, su primo disco in vinili, proprio disco che gira, no? MP3, cosa, disco, un disco. Dove sta a toccare. Certo. Chi ha di votato sul rap in sardo, in sa musica contemporanea sarda. Sa razza è nel libro su tesi di laurea, enciclopedia sarda della musica contemporanea, dunque è una cosa importante. E noi poi dentro dei bisus, no? De bisus, non via da manco un bisu su nostro, via da bivi qualcosa e si è fatta di aici. Senza forzature, naturali. Sì, naturali. Sta andata naturali. in questa maniera. No? Naturali. Non ci pianta mirasa, no? No. Forse si è questo, però certo, poi su bisu vengono appustisi, poi magari uno bisendi, no? De fai s'artista, o disco nuovo, chi va su gusto, chi va su quest'altro, insomma. E dunque questa razza è una cosa mera importante. Questa razza nasce come mera nanta, ma questa razza è una cosa razzista. No, tanti no. No, questa razza proprio in sardo, no? De razza amava, se si de razza amava, se si de razza bella, non no? è in maniera, non è razza. Questa razza è identità. E questa identità per me è importante, è una ricchezza. Noi sono di peso vivi in una Sardegna serrara, no? A Tancasa. No, di peso vivi in Sardegna come sul centro del Mediterraneo culturale, de bogai cosas. E questo per me è sul rap, si pop. Overto usato tutto sul mondo. Assolutamente, certo. Chi si rende del suo mondo, a forasa desisola, t'ascolta. Chi Questa razza, certo. Il sardo de un'au. Allora, narrato chi? Pragidi allora, Deus stetti un meda forasa di sterrao in Torino, Bologna. Quando ho fatto il suo primo disco, in Saia e Castelfondo, noi ho fatto con Sassenturi Vox, che producia da Neffa, Sangue Misto, OTR, tutto trumas di artisti a Mannus. Un'etichetta narauso de produzioni sì, Sabrumman che ci vede in quest'epoca, no? E sta razza dunque è stata mera in forza, Deus è stato mera in forza con Ruido, Fabio Leoni, io ho prodotto in Torino West Isla, che è stato in su 96 un album epico di uno stile particolare, no? West Coast, narauso, nostra Sardegna. A poco su West Isla. Certo, si isola a West, no? Non ti comprende questa cosa, Devo. Quindi, ma in questo disco è tutto un macchiori, Via da un'epoca, cioè su, no? E dunque in Foras a me, per esempio, ho citato Frankie Energy, io lo conosco da uno sciacomano di tempo, ma non c'è ma a me d'altro, Antinao, ma cosa tu te pensi fai sul rap in sardo, non in italiano? Così spicciocco così, ma Dio, ma non ti comprendi di Nemo, su chi tu fai in sardo non ti comprendi. Sul rap fatto in sardo è stata questa ricchezza di questa razza, questa fortuna, ha fatto questa fortuna nostra. Ed è altro trumasavuru che ci punti in Sardegna, poi questa razza certo è importante, ma ci punti altre strumasa di artisti importanti in Sardegna, che hanno fatto sul rap in sardo e che duvanti ancora. Pago, ma questo è un problema della lingua. Questa cosa è propria quando voi ascoltate sul rap in inglese, metà sborta non tu comprendi. Certo, ma... però ti piace da su proprio. Su flow, no? Su flow. Questa cosa, no? Che tu intendi questa metrica, intendi su vuedo, impari questa ritmica, ti dona questa cosa, no? De intendi questa cosa su flow, no? Su flow. Come ti tu potevi suonare in sardo? Su flow, su flow. Non mi vieni di... Su flow. Su flow. Su flow, a cabara con sau.
Per me è una cosa, su flow è una cosa che ho sentito, no? Che ti arriva, no? Sì. Questa cosa che intendi e che ti dona, no? Movimento, no? Movimento. E sa lingua dona movimento, perché sul rap è il linguaggio artistico. E dunque questa cosa è importante, meda. Poi altra cosa, a pizzo su dessa lingua, non è che l'italiano è questa lingua del suo mondo, cioè, o del suo Questo pure è vero, cioè, non è che devo fare questa cosa in italiano mi comprendi di su mondo, non mi comprendi di nemo. Questa lingua puoi dare in su mondo e su cinese. Non si manco su inglese. Manco su inglese, non ti devi proprio su cinese. Ascolta, ma questa canzone tua proprio importanti, quali esti? Intendisi proprio importanti? Un'altra bella pregunta. Non c'è una canzone importante? Non c'è? No, per me no. Certo, c'è questa canzonetta che fai, no? Che mancai tipo nie, è una cosa che ha scritto da cattaisi, in bottega digitali, tutto canto, YouTube e cant'altro. Nie è una poesia, una su dedicare a Sanie. Su video è più girato in fonni. A Broncospina, da Broncospina con due telefoni. Ah. È girato con due telefoni. Con suo telefono? Sì. Dunque, questa da intendo. E poi noi con Sarrazza e Deu, quando faccio canzoni di cosa mia, narravo che imparavo sul rap sardo, ma in italiano puro. Per me è fondamentale il bilinguismo. In questa D è fondamentale il bilinguismo puro. E dunque c'è questo esempio avanti in italiano puro. Questo è una cosa bella per me. Mo ti faccio una pregunta. E ti diversa sa dessa trap? Non riusciamo a S'arribasso argomentare questa trap in sardo è difficile. Questa Deu poi sa lingua non è fluenti a commenti meda, no? C'è un artista sa meda bravo sa fu in sardo più di me. Dopo allegare, no, sfuedo su sa trap. Sa trap è una cosa che è un surrogato che come ti posso dire, per me sa trap è un genere musicale, ma per me ha piegato un vago di hip hop, un vago di altra cosa, di elettronica, hanno fatto questa cosa, no? E d'antizzare la trap. Ma trap c'è questa drill. I giovani sono molti macco su questa cosa. Sa trap è finta è finta beccia. Cioè, già passata. È già passata. I giovani sono i moi sa trap. Come ti su computer, non si compara oggi. E certo, non vale per nulla. Su giovani vai di bene pure, certo. Per me anda bene. Anda bene, finta sa trap. Se da vai bene, se da vai con un messaggio, per me anda bene. Poi su giovani poi rifai questo che hai, perché devi sperimentare. Certo, devi bibi, devi sperimentare, ma devi finza però essere curioso, no? Dessa musica, poi sa trap, sul rap, tutto bene dessa black music, quindi devi se non va a studiare questa musica, funk, soul, no? È importante fare questo. Poi comprendi finza su tempo di oggi, devi andare a cercare. Ma è una cosa nasce di aici. No. Gusta puro. Certo, poi c'è questa cosa tecnica, no? Più su tecnica. Questo che si fa in sta trap non è tutto questo nuovo. Questa batteria elettronica che si usa in sta trap è una batteria del 1980, 808 Roland, questo sono i tecnicismi, no? Però è aici, non è tutto nuovo, è una cosa però interessante. C'è una cosa di interessante, c'è trap, drill. A me piace di questa cosa di misturare, no? Finza sa autotune, potevo perdonare. Autotune, De Carlo Forti. In sardo non so come ti si narra. Autotune, una cosa, un effetto de voce, no? Che intendevo sempre, no? No, poi tanare andare che qualcuno tu imparata poi t'hanno istintonato. Beh, certo. Beh, l'autotune è di moda, ma è un effetto vocale, un effetto elettronico
de sa voce che è su 1990. Cussu puru. In sa dance si usava l'autotune. Ascolta, Chilo, e moi c'è una pregunta che vari uno picciocco di questa trasmissione, si zera ad Alessandro, e du castiaus in gunis, e apposti si depesi a rispondi. Anda bene? Certo. Questa pregunta del suo picciocco. Vai Alessandro. Chilo, in moi pari di capo fai musica uno de piressi con notto amarolla, si nunca non si traballala. Itta si pore di vai, bo si fai conosci commenti un rapper. Questa è una pregunta difficile. Oggi vivevo in tempo su dei social network e dei media, no? Contact, tutto internet, tutto intelligenza artificiale. E dunque, per me, un giovane già i teneri su questa strumentazione, po' vai, po' promuovi questa musica. Dunque, sa internet per me avrà un logo bello, po' vai. Però tu devi si vai bene, non tu devi si vai male. Se nunca sa, può dirsi che c'è troppo. Per me devi essere originali, ti devi distinguere, devi fare questa differenza. Non devi fare una cosa omologata, tutta lineare, tutto gusto tu vedi da Ici, se nunca sei proprio una marionetta, no? Poi inghizzai, poi si pure fai gusto. Poi però ti devi, no? Ti devi poi a studiare, poi questa musica si deve studiare. A Sincarero andrà bene pure, imitai, vai a provare, no? A fare cose. Però poi questa cosa, allora, su giovane perché quando, no, pure Deo sono giovane, andrà bene, sono vecchio ma sono giovane, sono diversamente giovane. Questo mi piace di te, professore. Una cosa che spiccioccheddo, ok? Isso tenenti questa cosa, questo è un mapi per me, non è sti bacchettone moralista, però tu devi fare con tranquillità, con leggerezza, no? All'irgo, vuoi fare una birricetta, ti fai su, no? Stato piazza con un amico, non devi fare questa cosa, poi ti devi diventare questa cosa famosa, devi tenere su di noi, no, sono neosinghiazzato su di. Cioè, per me, ci punti artisti giovani, bravi, commerciali, mainstream, che non hanno ingizzato può diventare famoso, che tanto accappare famoso. Poi ti mancanti fatto questa canzone giusta, ti fatto su video virali. Ti ha cantato su pubblico, poi certo, certo, bene. Certo. Poi durante la vago, devo fare hip hop da 34 anni. Cioè Paco. Spero che io, qualunque giovane che oggi fa di rap, che tiene 20 anni, se fa. E dubbio quando sei un beccio, no? Con questa cosa che su Girello. Dubbio, ancora fai di rap. Due interviste Deo, beccio su Girello, sempre da noi a Palasa. No, però mi piace di questa cosa anche con su joystick. Su joystick. Deo lo gusto. Se sei elettronico, tu ti piace di gusto. Ascolta Alessandro, qual è l'ultimo traballo che hai fatto, chi stai facendo? L'ultimo con Sarrazza, con Ruido. E ho fatto Ziarua. Ziarua. Mi piace troppo a me. Ziarua. Ziarua. La mia. Ziarua. No, è una canzonetta bellicetta, all'irga, poi hip hop per me è come un americano che è Swan, di serie, e narra che hip hop è edutainment, educazione e intrattenimento.
Narauso de periva gusto. E dunque se bessi zia Rua, che è mezzo in sardo, mezzo in italiano, e poi de cosa mia bessi un Mudus, che invece è bruso graigedo, impari a RD strano elemento, smala, e ho fatto questa canzone che narauso pigara su Logudoresu, su Campinanesu, è tutto in sardo, Mudus, è una cosa bella. Però bruso hardcore. Dopo intendo, sono d'accordo, mi piace di meta. E poi Deo voglio fare un brindisi, sono d'accordo, e dove adesso? A Zia Rua. A Zia Rua. Alessandro, e poi ti si fai intendi? Allora, si fa intendi un arroghittedo di musica sarda, che è una canzone per me bellissima, che ho fatto impari a Micciopi. Malos Cantores. Malos Cantores, Francisco, che salutausu. Tu salutausu? Esti su produttori dessa musica, poi sono scritto impari e tutto, però musica sarda per me avrà una canzone di Arerusu epica. Sarrazza andava bene, però Malos Cantores è stata un'esperienza veramente bellissima. Ti devo suonare e sa che mi piace di te, Bruce. A sta saluti. A sta saluti e... Andavo a piegare sul microfono. Ascoltavo su Chilo con musica sarda. Olè. Vai Chilo. Ale, dirò su cappelletto. Canta o Sardinia, melodiosa e saggia. Yeah, Sarrazza, Malos Cantores, Pisus, con tutti i sagenti che io. Per tutta sta Sardegna noi, Chilo, Sarrazza, rap, su messaggio, Odeusu bisai sempre, Odeusu vai sarti sempre. E questa è musica sarda, tu intendi scetti, musica sarda. Ancora rima cuzzata, tipo alla magromada, con gusto Olimpia sotto una borrumballa infogata. Chi si intendi su chi buffa e cosa anacquara, in mese questa gente disperata. Ma lo scantore porta speranza in una musica che spada, pochino balinata, una notte passata. A pula sa lacrime e fede in questa vita verdia, e quando torna a ma sole stu una rabbia, ma intende stu una luce che si è oscurata. Ma messa musica da gatto porta una tempesta mai calata, adesso vente e adesso mari, trago energia, adesso monti de Saviana, sa bandera dessa terra mia, attento bello, ti porto su rispetto, posso col corido, su canto, posso ballo, sempre su cospetto, tesi sbeccio su, simo sa saggesa, adesso arrappano un messaggio chiaro, un'occia adesso resa. Porto su musica, chi suona musica sarda, e questa chi diventa in tre sani musica, testo una musica, suona su musica sarda, e questa chi da brucia in te fuoco, chi boga vampa, intendo musica, chi suona musica sarda, chi piga bene, canto tutto sapi da parte, porto musica, chi suona musica sarda, musica, questa è musica sarda, su musica, chi suona musica sarda, e questa chi dipinta in tre sani musica, testo una musica, suona su musica sarda, e questa chi da brucia in te fuoco, chi boga vampa, intendo musica, chi suona musica sarda, chi piga bene, canto tutto sapi da parte, porto musica, chi suona musica sarda, musica, questa è musica sarda,